Il Partito Democratico gioca in attacco e lancia le primarie anche per i parlamentari. Nonostante i tempi strettissimi, chi vorrà candidarsi per un posto alla Camera o al Senato dovrà passare per il voto popolare. Lunedì saranno fissate le regole, intanto anche in Veneto ci si prepara. Dobbiamo riannodare il rapporto tra i parlamentari e il territorio, afferma il segretario regionale Rosanna Filippin, anche se sarà una lotta contro il tempo. Da Roma soddisfazione espressa dai parlamentari veneziani che si aspettano un successo pari alla votazione per il candidato premier, quando 40.000 in tutta la provincia si sono recati alle urne. È una scelta molto giusta che va nel senso della partecipazione dei cittadini, della democrazia, dell'innovazione, tutte risorse che il Partito Democratico contiene e rappresenta. In Veneto mi auguro che siano un successo, che ci sia una grande partecipazione, che i cittadini con il loro voto possano davvero scegliere la lista dei parlamentari. La partecipazione effettiva dei militanti ha consentito di scegliere una parte consistente, il 90%, ma poi c'era anche da tener conto di capiliste, insomma mettiamo il 70% degli eletti è deciso dai cittadini elettori del PD. E quindi, quello, come ha detto Bersani, il Porcellum è stato ammazzato perché noi abbiamo superato il discorso delle preferenze andando a chiedere ai nostri elettori chi vogliono vedere eletti. Acque agitate anche nel PD, con Daniela Sbrollini, parlamentare vicentina uscente, protagonista delle primarie, che si è vista posizionata solo al 10° posto nella composizione della lista, superata da candidati scelti da Roma, solo in un secondo momento è salita al 9°. C'è un risultato che è chiaramente inequivocabile, ci sono quasi 5.000 preferenze, anzi io ne approfitto anche per ringraziare tutte quelle persone che in ogni comune della provincia mi hanno votata, a cui oggi forse andava dato anche più rispetto, e oltre che sulla mia dignità personale.